Adesso noi oggi abbiamo aperto il sabato, quindi domani è tutto aperto. Già qualcosa. Dopodiché il 3 scade tutto e non c'è più l'ordinanza. Vediamo cosa ne uscirà da DPCM, io spero che ci sia un allargamento, se i cittadini capiscono fare assembramento. Esatto. Più che una previsione, una tabella di marcia, quella fornita da Zaia ai rappresentanti di Treviso Imprese Unite in sit-in davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera. Qui, nel luogo simbolo dell'emergenza del Covid in Veneto, i commercianti raccontano la loro di emergenza. Adesso il problema principale è la morte per Covid, ma andando avanti così, da gennaio si inizierà a parlare di morti di suicidio o comunque di aziende che andranno a morire mettendo in crisi famiglie numerose. In un documento consegnato a mano allo stesso Zaia, le richieste si sommano e riguardano anche i ristori governativi e la necessità di maggiori controlli proprio in funzione anti-assembramento. Chiediamo più controlli perché il vero problema per cui sono state fatte ordinanze di PCM è la gente che passeggia e che crea assembramenti magari con la mascherina bassa e quant'altro. Però gli unici a essere puniti siamo sempre noi delle nostre attività. Altro fronte, la possibilità di programmare le proprie attività è la richiesta di questo ristoratore di Belluno. Anche chi comunque ha un bar o un ristorante deve saper pianificare la settimana, il mese. Limbo che interessa anche il comparto della moda. Poi l'abbigliamento era in sofferenza già da 2 anni, bisogna dire la verità. Questa è stata proprio la mazzata finale.